Buonasera a tutti, un altro grandissimo applauso all'Orchestra Classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni. Alla tromba avete ascoltato Graziano Cester. Fatevi sentire Jesolo anche fuori dalle transenne. Benvenuti a questo concerto, Water Music, ormai una tradizione per la città di Jesolo, con un bellissimo ensemble. Protagonista è la musica dei grandi maestri del cinema e non solo, e protagonista è la nostra orchestra diretta dal maestro Dino Doni con i suoi solisti e tanti protagonisti. Al bandoneon avremo Mirko Satto e invece alle voci Sara Fanin e Enrico Nadai. Si preannuncia una serata davvero ricchissima di emozioni, ma prima di cominciare addentrarci proprio in questo viaggio musicale desidero fare dei ringraziamenti all'amministrazione comunale di Jesolo, all'assessorato al turismo, all'associazione Proposte Musicali di Venezia, e porto i saluti anche dell'amministrazione a alcuni membri, perché sapete che in questi 2 giorni, oggi e domani, Jesolo è interessata dal G20 delle spiagge, quindi porto i saluti e l'imbocca al lupo da parte del sindaco Valerio Zoggia, del vice sindaco Roberto Rugolotto, dell'assessore al turismo Flavia Pastò, del presidente del comitato Aurora Eventi Miriam Canizzaro, dell'ex presidente del comitato Aurora Eventi Mario Bars, della signora Caterina di Aurora Caffè che ci dà tantissimo supporto, e di Jesolo Patrimonio per gli allestimenti. Facciamo davvero un applauso, perché collaborare di questi tempi ad un evento non è facile. Una delle risorse di Jesolo è il turismo, e quindi vogliamo accogliere anche coloro che arrivano da altre zone del mondo con una piccola introduzione in inglese e in tedesco. Io chiedo di accogliere con un applauso la professoressa Sabrina Comina, che gentilmente leggerà in tedesco. Partirò io con l'inglese. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Water Music Concert with the Veneto Classic Orchestra. Master Director Sir Dino Doni. 2 fantastic voices, the soprano Sara Fanin and the young Enrico Nadai. The accordionist Mirko Satto. The trumpet Graziano Cester. The pianist Sabrina Comina. We are very happy to introduce you some of the most important pages of the music, from the Baroque one to the pop one. And we wish you all a good concert in Jesolo. Have fun! Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend an alle und herzlich willkommen auf dem Konzert Musik auf dem Wasser mit der Veneto Classic Orchestra, Meisterdirektor Herr Dino Doni, 2 fantastische Sänger, der Soprano Sara Fanin und der junge Enrico Nadai, der Akkordeonist Mirko Satto, der Trompeter Graziano Cester, am Klavier Sabrina Comina. Wir freuen uns sehr, dass Ihnen einige wichtige Musik vom Barocken bis zum Popmusik zu hören können. Und wir wünschen Ihnen allen einen schönen Abend in Aurora Platz hier in Jesolo. Viel Spaß! Iniziamo il nostro viaggio musicale con una canzone scritta nel 1936 da Charlie Chaplin, in arte Charlotte. È una canzone che nel 1954 subì una modifica, vennero aggiunte delle parole. Ne uscì un vero e proprio inno al sorriso, una riflessione anche sulla vita, al fatto che bisogna davvero sorridere nonostante le restrizioni, nonostante le avversità. Con Smile a rompere il ghiaccio, Enrico Nadai.
Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although at sea may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. You smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. La voce di Enrico Nadai accompagnato dalla nostra orchestra. Sono passati più di 30 anni da quando Andrew Lloyd Webber, grande compositore di celebri musical come Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, diede vita ad un altro musical, traspose in parole un romanzo del 1906, Il fantasma dell'opera. Chi è il fantasma dell'opera? È quest'uomo il cui volto è sfregiato e che si nasconde nell'ombra e nell'oscurità dell'Opéra de Paris. Questo fantasma dell'opera si invaghisce di una cantante, Cristina. Noi ascolteremo un brano proprio tratto da questa magistrale opera di Andrew Lloyd Webber. Il titolo è Think of Me. A cantarlo per voi una celestiale Sara Fanin insieme ad Enrico Nadai. Think of me
Christi. Long ago, it seems so long ago, a young and innocent we were. She may not remember me, but I remember. We never said our love was evergreen, or isn't changing as the sea. But please promise me that sometimes you will think. Oh, 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 oh. Sara Fanini, Enrico Nadai e l'Orchestra Classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni. Ed ora a ritmo di tango, siamo nel 1974 quando il grande maestro Astor Piazzolla rivoluziona questo genere musicale e le sue composizioni. Ascoltiamo Libertango al bandoneon Mirko Satto, accompagnato dall'Orchestra Classica del Veneto. Ecco, nel frattempo chiedo un applauso anche a tutti i nostri tecnici e anche al service, ovviamente tutti coloro che stanno lavorando per questa serata.
Enrico Satto. E non poteva mancare un tributo al grande maestro Ennio Morricone in questa bellissima serata, in questa carrellata di stelle e di colonne sonore tratte da film che sono dei veri e propri cult. E siamo nel 1990, quando il film di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, vince l'Oscar come miglior film straniero. Insomma, una grande soddisfazione anche per il maestro Morricone, tanto che il tema portante di questa colonna sonora è stato poi portato in canzone, quindi sono state aggiunte delle parole. Ne è uscito davvero un inno all'amore, davvero suggestivo. A cantarcelo questa sera Enrico Nadai. Il titolo del brano è Se. Tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che, piena d'allegria, io trovo dentro gli occhi tuoi, ignaro se è magia. Se tu fossi nel mio cuore per un giorno, potresti avere un'idea di ciò che provo io quando mi abbracci forte a te e petto a petto noi respiriamo insieme. Nella mia anima un giorno sapresti cosa sento in me, che mi innamorai da quell'istante insieme a te e ciò che provo è solamente da quell'istante insieme a te e ciò che provo è solamente Grazie ad Enrico Nadai per questo momento davvero emozionante.
Rimaniamo sempre con il grande maestro Ennio Morricone, una delle composizioni più acclamate, quella di C'era una volta all'Ouest, tratto dall'omonimo film di Sergio Leone. Pensate che Ennio Morricone e Sergio Leone erano compagni di scuola, compagni di banco e poi sono diventati compagni anche nel cinema e hanno rivoluzionato e scritto una parte della storia del cinema. Ascolteremo il tema portante di C'era una volta all'Ouest. A voi la voce di Sara Fanin. Con C'era una volta all'Ouest, Sara Fanini e l'orchestra classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni. Il prossimo brano che ascolterete ha riscosso notevole successo a livello europeo un po' di anni fa, vendendo oltre 25 milioni di copie. L'intento di Giampiero Reverberi, il compositore, era quello di trasformare lo stile barocco ispirandosi a Vivaldi. Un tributo alla città di Venezia, città che è protagonista proprio in questi giorni, ha aperto oggi la 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica nella città e in questa serata costellata di stelle, di colonne sonore e di grandi protagonisti sicuramente vogliamo rendere omaggio a una città che è così vicina a Jesolo. Con Rondò veneziano, l'orchestra classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni.
Grazie alla nostra orchestra diretta dal maestro Dino Doni. E proseguiamo il nostro viaggio musicale, ritorna Andrew Lloyd Webber con la composizione, il musical Il fantasma dell'opera. Ascolteremo uno dei duetti più romantici, più belli, pensate che la musica è stata paragonata a quella di Puccini. Il titolo del brano è All I Ask of You, è un dialogo d'amore tra Christine, la protagonista, e Raul, quello che diventerà il suo fidanzato e che poi si scontrerà proprio con il fantasma dell'opera. Per voi Sara Fanin e Enrico Nadai. No more talk of darkness, forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom, let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Say your love in every waking moment. Turn my head with talk of summertime. Say on it will with you now and always. Promise me that
You're safe, no one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom, a world with no more night, and you always beside me, to hold me and to hide me. Then say you'll share with me one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you need me with you here beside you. Anywhere you go, let me go too. Christy, that's all I ask of you. Share each day with me, each night, each morning. You know I do. Love me, that's all I ask of you. That's all I ask of Ed ora omaggiamo nuovamente Astor Piazzolla, perché quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. Non solo, pensate che Piazzolla è il compositore del Novecento più eseguito al mondo. Riguardo al tango, questo grande maestro diceva: il tango è un pensiero triste fatto danza. E questo lo ritroviamo anche in una delle sue composizioni più celebri, Oblivion. Per voi, Mirko Satto.
omaggio al grande Piazzolla, grazie a Mirko Satto e grazie alla nostra orchestra. Ed ora l'orchestra vi propone una suite di alcuni brani scritti da Nino Rota in cui compare un valzer di un giovane Giuseppe Verdi, portato al successo dal grande regista Luchino Visconti in uno dei suoi film più celebri, Il Gattopardo. A voi i ballabili dal Gattopardo.
L'Orchestra Classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni. E dal Gattopardo a un altro famosissimo film, Colazione da Tiffany, con una giovane talentuosa Audrey Hepburn. C'è una scena che poi è passata alla storia come una delle scene più famose della storia del cinema. Audrey si trova sul balcone del suo appartamento e intona con la chitarra e ovviamente con la sua melodiosa voce una canzone. Si tratta di Moon River, brano scritto da Henry Mancini e che poi vinse l'Oscar come miglior canzone. Questa sera a cantare per voi Moon River, Sara Fanin.
Grazie a Sara Fanin per averci regalato questa Moon River. Ed ora proseguiamo con una canzone che ha vinto l'Oscar nel 1956. L'amore è una cosa meravigliosa, tratta dall'omonimo film. A cantarla per voi questa sera Enrico Nadai. Che possa esistere, vive d'ombra e la luce, tormenta e pure pace, l'inferno e paradiso d'ogni cuore. Del sole tutti ci illumina, è qualcosa di reale che incatena i nostri cuori. Amore meraviglioso, tormenta e pure pace, inferno e paradiso d'ogni cuore. Sì, questo amore è splendido, è come il sole, più del sole, tutti ci illumina, è qualcosa di reale che incatena i nostri cuori. Amore meraviglioso, Con l'amore è una cosa meravigliosa, Enrico Nadai. Il brano che segue è tratto dall'opera Thais del compositore francese Massenet ed è stata scritta nell'Ottocento. Thais è una cortigiana che sta mettendo in subbuglio con la sua condotta tutta la città di Tebe. Sarà il monaco Antanel a cercare di redimere questa peccatrice. Lei inizialmente deride questo monaco, ma poi consacrerà la sua anima al Signore.
e a raccontarci questo particolare, poetico momento di cambiamento nella vita di Thais attraverso le note musicali, l'Orchestra Classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni, violino solista Mattia Tonon.
L'eleganza del suono del violinista di Mattia Tonone, l'orchestra classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni. Un altro grande applauso. Siamo arrivati al brano conclusivo del nostro percorso musicale, un viaggio davvero che ci ha fatto spaziare dalla musica dell'Ottocento alla musica contemporanea, dai grandi film ai grandi compositori, i musical, insomma tante emozioni quelle che abbiamo vissuto. Ed ora chiudiamo con un brano che non ha bisogno di molte presentazioni, lo riconoscerete subito dalle prime note, con la passerella del film Otto e mezzo, l'orchestra classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni e al bandoneon Mirko Satto.
l'Orchestra Classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni, anche il pubblico di Jesolo che ha interagito. Vado a presentarvi appunto la nostra bellissima orchestra con i solisti, avete sentito all'inizio la tromba Graziano Cester, grandissimo applauso. Il violinista Mattia Tonon. La professoressa Sabrina Comin. Anche la consegna fiori. Allora intanto ringrazio Alessia, fate un applauso anche a Alessia, tutta elegante con queste bellissime rose che vanno consegnate per l'appunto ai solisti, quindi una al nostro Graziano Cester, una al nostro violinista Mattia Tonon, una al nostro impareggiabile direttore d'orchestra Dino Doni. Alla professoressa Sabrina Comin. E poi avete ascoltato Mirko Satto al bandoneon. E le voci, quelle di Sara Fanin e Enrico Nadai. Un grazie va come sempre a tutti i nostri protagonisti, a voi per la numerosa presenza, all'amministrazione comunale, a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato. Quindi davvero chiedo un grande applauso collettivo perché insomma per organizzare un evento, specialmente di questi tempi, ci sono tantissime responsabilità e tantissime mansioni. Grazie anche al nostro service. Vi vogliamo regalare un bis, un brano davvero meraviglioso scritto nel 1995 dall'inglese Carl Jenkins, un omaggio a un grande dell'architettura tutto nostro, tutto veneto, Andrea Palladio, con Palladio, l'Orchestra Classica del Veneto, diretta dal maestro Dino Doni.
Un altro grandioso applauso per l'Orchestra Classica del Veneto e il suo direttore maestro Dino Doni. Allora vi salutiamo, sì, con un altro bis, un altro tributo al maestro Ennio Morricone, un brano davvero che non ha bisogno di presentazioni. Gabriel's Oboe dal film Mission. A voi, e vi salutiamo con questo, l'Orchestra Classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni, violino solista Mattia Tonon. E buona serata.